Conferenza stampa ieri al comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, tenuta dal colonnello Stingo e il maggiore La Rovere, che hanno evidenziato alcuni particolari del raid condotto dai due favaresi ai danni della Scala dei Turchi. È stato possibile quindi dare una svolta seria alle indagini grazie alla visione dei filmati di diverse telecamere di videosorveglianza collocate dalla Scala dei Turchi a ritroso fino ad arrivare a Favara, passando da Porto Empedocle e Punta Piccola. I video sequestrati hanno evidenziato come un furgoncino, si tratta di un Ford Transit, sia arrivato nella discesa che porta alla Scala dei Turchi e da lì il furgone sono uscite due persone, uno dei quali trasportava due sacchi e si faceva luce con una torcia elettrica. L'atto vandalico è durato mezz'ora, il filmato ha immortalato i due che ritornano dopo 30 minuti. I carabinieri della compagnia di Agrigento, guidati dal maggiore Marco La Rovere, hanno acquisito quindi le immagini del sistema di videosorveglianza di tutta la zona e da cui sono riusciti a estrapolare la targa del furgone che i due hanno utilizzato. Quindi le successive perquisizioni hanno consentito di ritrovare all'interno dei magazzini ispezionati guanti sporchi della stessa polvere e ulteriori prove. I due indagati sono entrambi di Favara. Lungo il curriculum, quello di 40, costellato da attentati e danneggiamenti, già nel 2002 si era convertito all'Islam, fu autore dell'esplosione di una bombola di gas alla fermata del Duomo di Milano. Nel novembre del 2020 aveva già imbrattato con vernice spray la parete rocciosa della scogliera di Punta Bianca. In mezzo a una serie di attentati e danneggiamenti, uno anche alla Valle dei Templi e alla casa Pirandello, per cui era stato condannato in via definitiva nel 2006. Nel 2012 aveva perfino tentato una fuga dal carcere, quindi tornato in libertà nel 2020 era sottoposto a divieto di avvicinamento ad Agrigento. Comandante, allora quali le ultime novità? Ecco, la compagnia Carabinieri di Agrigento ha provveduto a denunciare due persone presunti autori dello scempio avvenuto qualche giorno fa alla Scala dei Turchi. Si tratta di un'azione criminale e scellerata, la cui risposta dell'Arma è stata pronta, decisa e impiegando il massimo sforzo investigativo per individuarli e per assicurarli alla giustizia. Un'azione criminale fatta con coscienza e con volontà per deturpare uno dei beni paesaggistici più importanti della Sicilia e probabilmente anche d'Italia. L'Arma si è impegnata tantissimo perché la protezione dei cittadini e la protezione dell'ambiente passa anche per questo, nell'azione di contrasto a coloro i quali cercano di denigrare tutti i giorni questo territorio. Un'indagine che si è svolta in maniera molto veloce. Un'indagine che necessariamente si è svolta in maniera veloce per dare una pronta risposta, un'indagine molto complessa nonostante la rapidità della risposta che ha impegnato numerose risorse e numerose tecniche. Le prove quali sono? Al momento ci sono delle prove molto importanti che sta valutando la Procura e sono prove che non lasciano alcun dubbio. Che tipo di confessione hanno fatto, colonnello? Uno dei due soggetti ha spontaneamente dichiarato di essere stato sul posto. Grazie anche alle telecamere di sorveglianza. Le telecamere di sorveglianza ci hanno consentito di individuare i due soggetti prima delle spontanee dichiarazioni. Al momento si tratta di un reato di danneggiamento aggravato, la Procura sta valutando quali possibili misure prendere nei loro confronti. Non è la prima volta che commettono questo tipo di reato? No, è un reato che purtroppo uno dei due soggetti ha già commesso in passato proprio contro dei beni paesaggistici e dei beni culturali di questa provincia. Per di più si è macchiato anche di reati molto più gravi in un passato non molto recente. Le prove, ci parli delle prove, tu che avete trovato le prove in un magazzino? No, di questo aspetto, diciamo, su questo argomento dobbiamo fare riserva, quindi la Procura sta facendo delle valutazioni. Il movente quale potrebbe essere? Voglia di distruggere? Voglia di denigrare il territorio, una specifica volontà di denigrare questo territorio, di renderlo pericoloso
agli occhi dei turisti e della popolazione. Qui è necessaria un'azione repressiva molto importante e l'azione repressiva spetterà a chi dovrà poi valutarla. Sicuramente noi abbiamo un obbligo morale, quello di crescere culturalmente attraverso un senso civico sempre più diffuso, incominciando dai ragazzi ma fino ad arrivare agli anziani, per far sì che questo territorio sia costantemente protetto da noi stessi.